E buongiorno Italia. Ma come fanno i marinai a serrare la porta del pullman? Buongiorno Italia! Devo pettinarmi meglio. Ripartiamo e ci pinciamo il castello di San Marino, questa volta con la luce. Come vedi, guarda la mia, guarda, non so se si capisce in camera, vedi, ho perfino la bocca storta. Non mi fa male, però tutto gonfio la cosa. Diciamo, riusciamo a goderci la giornata, arrivare a casa tranquilli se continua così. Non so quanto parlerò, per il momento non mi dà fastidio, molto meno di ieri, però via, 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 via. Ah, le puntine del mondo, riparazioni, borsette de squasse, se serve, insomma, ho aperto una nuova attività. I nostri vicini da Sky sono andati via, ne è arrivato un altro, questo di Polonia, bello Polonia. Ah, dell'Olpa Camp, vedi, portano in camper i lama, no? Un po' come l'asinello che abbiamo trovato a Tramonti e loro portano il lama, figata. Sì, quella è la farfalla tipica, guarda che gentile che si era fermata per farsi vedere. C'è il vespone tipico, quante robe tipiche. E il cimice tipico, sì, farfalla, no, sta in del tuo, sa che non mi tocca portarla via come l'altra, dov'è? Eccolo qua, guarda. Il cimice, tutte le robe tipiche e ortighe tipiche, Ale non sono le ortiche, è già avanti di 1 chilometro. No, ma scherzi a parte, vedi, non esiste più i camper da pareti tipo il mio, tutti i camper da Sky, guarda, Concorde, Sunlight, tu capisci. E questi Olanda, hai visto? Allora, Germania, Francia, Olanda, Polonia e Inghilterra gli altri e Germania di nuovo questi qua. C'è da dire però che i tedescati qua del Concorde sono veramente persone molto squisite. Difatti ieri, no, eravamo qua alla ricerca dell'acqua ancora prima che scoprissimo dove era il carico e scarico, no? Perché loro non sapevano che c'era il carico e scarico. E ci hanno visto così con la tanica, no? Che provavamo ad andare su e giù per i bagni, eccetera. Hanno detto, ah dai, dammela che te la carichiamo noi, no? Che gentili, che gentili. E invece no, dopo abbiamo trovato il carico e scarico. Però è bello il gesto, insomma, dai. Guarda, stai assistendo a una cosa storica, concentrati, guarda, un panduzzo 4x4 con le ruote da fuoristrada. Sì, c'è scritto, sì, è il Sisley. Qua l'esperta di Alessia, Quello so che è il logo della Sisley, e cioè le femmine qua che sanno di tutte queste robe. Andiamo? È vero. Sì. Bello perché la distanza la devi tenere nei bar e nelle farmacie, se invece vai in altri posti no, la incalcati tranquillamente tutti quanti. Yahoo! Che bello che c'è il mercato, mi si stroppano super le orecchie ogni volta che sto fuori via. C'è un'altra, la concorrenza. San Marino di giorno. Beh, converrai che era tutta un'altra roba di notte. Sì, per carità, bello, aspetta che ti sposto un po' più di là. Ecco, tipo di qua, un po' più di nature, no? Non so se fargli la foto e non so neanche che senso ha avuto che io ho portato il drone effettivamente. Forse per vedere il castellino un po' più dall'alto. Vabbè, vediamo, se non ci legano dopo faccio volare il drone. Questa che pianta era? Non mi ricordo. Sembra la calancola tirsifolia, invece no, non capisco che pianta è questa. Vabbè, pazienza. Ma come fanno i marinai? Ciao bellezza. Con la loro giubba gialla. Che bello, è tutto ancestrale, vedi? Ma no, è bronzaceo, un po' bronzaceo. A volte, vedi? È stato un po' troppo al sole e si è abbronzato troppo. Sì, questa statua qua che ieri sera sembrava figa, in realtà, vedi, insomma è un po' brutta. Cioè questa qua sembrava topa, invece no, cioè guardala. Guarda anche le tette che basse che ce le ha. Che figata, zero voglia di fumare. Zero, proprio zero. Forse mi viene un pochino dopo certe cene o certi aperitivi, ma dura poco niente. Invece la Alessia Poretta, lei poverina sta soffrendo tanto, nel senso che io ho avuto crisi d'astinenza molto più potenti delle sue, cioè ero molto più nervoso di lei. Però tipo 3-4 volte al giorno, e lei invece tutta la giornata. Sì, molto meno nervosa rispetto ai miei tiri, però tutta la giornata, poretta. E adesso niente, per un po' tutti e due, col tempo, adesso non si sa quanto tempo che il cervello riacquista le sue capacità di produrre le sue schifezze, no? È relativo da persona a persona e da quanto questa persona ha fumato nel passato. Nel mio caso, direi che è proprio passata completamente, nel senso sì, ok, ho i sintomi e tutto quanto, però nulla di che. Ale, un'altra cosa tipica, me l'ero dimenticato, vedi che loro hanno scritto profumi originali in promozione, no? Perché qui c'erano proprio moltissimi, riprendeva anche la mamma, i profumi tarocchi, cioè col nome simile
tipo Armani, Armadi, hai capito? Simpatico, il giardinetto in balcone. Oh, non lo so. Però vedo là, sono tutti originali, cioè vedi? Mi ricordo proprio la mamma ne prendeva scatoloni e scatoloni di quelli tarocchi. Dai, facciamo vedere questo disgraziato che brutte robe ti insegna. Cos'è? Fionda. Riccio. Apriamola. Apri, vediamo quale sia la mia o la tua quella. No, è la mia. Quella è la tua, sì, la mia è questa, perché te ti sei preso quella più figa, a parte potevamo prenderle uguali, però vabbè dai. Incanso di che profumo d'aglio. Non ti ispira? Cioè, c'è anche scritto Repubblica di San Marino, lo pure quello qua. Guarda, il perello, che sarebbe il limoncello con la pera, il camomillello, il mielello, che figata, il zenzerello, che sarebbe il ginger. Zenzero è il ginger in inglese, ginger è lo zenzero. E la grappetta a forma di T4? Dai, perché non mettono il prezzo? E del CPU ubriacone, vogliamo parlarne? No, voglio parlarne della fionda. Guarda quelli di San Marino, guarda che cappello enorme, hanno il cappello grande come la testa del cavallo. Guarda i caramba, i garibaldini, che bello, fatti a mano, handmade, bellissimo. I templari, guarda, che figata, i legionari romani, gli austriaci, gli inglesi, gli scozzesi, eccoli qua, vedi che avevano il kilt. Cioè il kilt serviva per risparmiare tempo durante le marce, loro praticamente camminavano, marciavano e facevano la pipì e la cacca camminando. Questo anche, insomma, anche per motivi igienici, insomma. Volevo prendermi una maglietta, ma non c'è nulla che mi ispira, cioè volevo prendere una maglietta che mi ispirasse tantissimo. C'è quella del Bulldog, che è un coffee shop di Amsterdam, dove ovviamente ci sono andato. Quella ce l'avevo da piccolo, era bellissima, rossa, però rossa con il Bulldog grande, giallo, è stupenda, solo che questa no, è nera, piccola, col loghetto. È bellissimo, di quei negozi di armi infiniti, pazzeschi. Grazie. Cioè il paradiso di Singano, giocattoli e vabbè, dentro un castello ancestrale. Quindi, esatto, guarda quanti negozi di giocattoli Italia, guarda, è tutto un negozio di giocattoli. Cacchio, figata! Guarda qua, la tua mamma scappa perché c'è, guarda, l'aperitivo per i grandi e l'aperitivo per i piccoli. Simpaticissima sta sprizzeria. Aperitivo tipico e con la tortina tipica. Bene, non so cos'è, adesso mangio. Sembra tipo un loacker. Ma che belli gli scontrini di San Marino, particolari. Ok, adesso andiamo a vedere la chiesa sottoterra, però non la filmiamo perché l'ho già filmata ieri sera. Ok, allora, quella grande che abbiamo visto ieri è la Basilica del Santo, ossia questa qua, no? La vedi? La Basilica del Santo. Mentre quella che, vabbè, te la faccio rivedere un po', comunque quella sotterranea che aveva i simboli delle croci dei Templari nelle seggioline è la chiesa di San Pietro. Ecco, niente, è chiusa, che tristezza, che tristezza. Pazienza, dai, via. Il tuo regno, tutte le liquidizie. Guarda come cambiano i prezzi, c'è tipo qua 3 euro una Coca-Cola, mentre nel baretto di là 3 euro avevi un bel pezzo di pizza più la Coca-Cola nella bottiglia di vetro. Cosa hai preso? Fa vedere qua. È la ragazza antipatica che ha detto non toccate, non stavamo mica toccando. Guarda. Carina, la signora molto gentile, ci si è messo a ciaccolare, ha consigliato per l'ascesso dei denti il Tea Tree, sarebbe l'albero del tè, no? Tea Tree, e i chiodi di garofano. Però non so, mi fanno sempre un po' di paura i chiodi di garofano. Fighissime ste scarpe, costeranno il male, però sono fighissime. Italia, siamo andati dentro, guarda che non si può fare foto video, la vedi quell'azzurro? 455. C'erano anche dei modellini di camper fighissimi d'epoca che costavano tipo sugli 80-100 euro ogni modellino. Guarda quella col carbonio! Vedi, queste sorte di porcellane le vendeva anche mia mamma, solo non ricordo se si chiamano Capodimonte. Mi pare che il Capodimonte era un po' più lucido, era tendente sul bianco oro con delle rifiniture placate oro.
Sì, sì, guarda che memoria che ho, leggi là, Capodimonte. Cara, adesso è felice lei perché ha fatto lo shopping terapeutico, eh? Cosa mai shopping? Hai fatto benissimo. Ma poi magari facciamo vedere anche lo shopping che ha fatto la Alessia, semi-deciso da Singano perché era indecisa, e allora ho detto vieni qua tu che sei più donna di me e consigliami. Mi hai bocciato le scarpe col peluche che tenevano caldo? Beh, pare una nutria incastrata.